è pronto a riaprire dal 18 maggio. L'annuncio del presidente Zaia alla luce dei dati positivi registrati nell'ultimo mese. Regioni pronte domani al confronto col governo. 93esima adunata degli alpini rinviata. Lo sfilamento era previsto per oggi, ma per le penne nere al rammarico subentra l'orgoglio di continuare a dare il proprio contributo in questa situazione di emergenza. Dal 18 maggio messe alla presenza dei fedeli le celebrazioni non saranno più le stesse, almeno per ora, così commenta il vescovo di Treviso, viviamole come un fatto di fede. Lutto a Cavriè di San Biagio, 38enne assistente in uno studio dentistico morta per le complicazioni di una polmonite, i primi sintomi 20 giorni fa dagli esami di laboratorio, nessun legame col Covid. Al mare solo su prenotazione a Jesolo, la spiaggia dei trevigiani, si potrebbe andare già a partire dal 1° giugno, a confermarlo il sindaco Valerio Zoggia. Dopo mesi stop a ripartenze, le commissioni di valutazione dell'impatto ambientale sblocca il master plan dell'aeroporto di Treviso. Il sindaco Conte e il comitato ora remare tutti nella stessa direzione. 10 maggio, festa della mamma, una ricorrenza particolare, quella di quest'anno, con le mamme che lavorano alle prese con la gestione difficile della famiglia al tempo dell'epidemia. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati, 19:32, partiamo come sempre, avete sentito i nostri titoli e ora è il momento di dare i numeri dell'emergenza con i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di oggi. Abbiamo i numeri del Veneto, sono 8 i nuovi casi di Covid in tutto il Veneto, 2 a Padova, 2 sono stati registrati a Treviso e 2 a Venezia. Per i restanti 2 è in corso l'assegnazione. Attualmente al Veneto ci sono 5.554 casi, mentre dall'inizio dell'emergenza i casi sono 18.730, 11.515 sono le persone fino ad ora guarite. Continua a calare il numero dei ricoverati in terapia intensiva, pensate, 74 di questi 37 positivi e 37 ora negativizzati. Oggi non ci sono stati decessi nelle case di riposo, purtroppo invece sono decedute ancora 4 persone, una all'ospedale di Dolo, una all'ospedale di Schiavonia e 2 presso il nosocomio di Sant'Orto. Siamo a Vicenza. Per quanto riguarda le case di riposo, attualmente in tutto il Veneto sono ricoverati positivi 122 pazienti. Subito le parole del presidente Zaia, anche oggi in diretta come sempre dal centro della protezione civile di Marghera. Continua ad insistere sulla data del 18 maggio, pronti a ripartire, una data per cui la ripartenza, l'apertura sarebbe possibile davvero per tutte le categorie di lavoratori. Allora, per la regione del Veneto, fatto salvo il rispetto delle indicazioni di natura sanitaria, e questo deve essere detto in ogni occasione, e con un assoluto senso di responsabilità, la Regione del Veneto chiede che si apra tutto. Il Veneto è pronto a ripartire, fatte salve le indicazioni della comunità scientifica e il rispetto di tutti i parametri di sicurezza. Ma dal 10 di aprile, dice il presidente Zaia, i dati di contenimento del coronavirus registrati in regione sono sempre stati positivi e a questo punto l'ultima scadenza per le riaperture, fissata dal governo per il 1° giugno, può essere anticipata al 18 maggio. Riaperture da far gestire alle regioni. La richiesta al governo è chiara ed è già stata espressa ufficialmente al ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in veste di presidente della conferenza delle regioni. È fondamentale che si deleghino le regioni. Ormai i binari all'interno dei quali muoversi ci sono, quindi non c'è nulla da inventare, no? Ci sono le linee guida dell'INAIL, se non ci fossero ci sono le linee guida che la nostra regione ha già stilato per ristoranti, per barbieri, parrucchieri o quant'altro, che sono molto semplici, scritte da tecnici della sanità, e penso che in questa direzione noi dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione è quella di delegare le regioni a provvedere all'apertura dal 18. Per il Veneto il 18 maggio si devono riavviare i motori di quelle attività che sono ancora chiuse e che per questo stanno vivendo situazioni di profonda difficoltà. I servizi alla persona, gli estetiste, i parrucchieri, i barbieri e quant'altro. Poi i centri sportivi e le palestre, in modo tale che lo sport si possa tornare a ripraticarlo come lo praticavamo prima, ovviamente con gli accorgimenti, con tutto quello che ci vorrà e sarà possibile mettere in piedi. E dall'altro ovviamente il tema, oltre a tutte le attività commerciali, il tema delle bevande e alimenti, quindi il tema dei ristoranti e dei bar.
Rimane comunque basilare ricordare sempre che l'emergenza non può ancora dirsi conclusa e le riaperture saranno sotto stretto monitoraggio. In settimana partirà uno screening in 79 aziende venete per complessivi 13.000 dipendenti. In un primo screening effettuato su 8 aziende campione padovane, 300 lavoratori su 1.200, lo 0,4%, sono risultati positivi al coronavirus. Resta solo la grande preoccupazione di chiedere ancora una volta ai veneti di utilizzare i dispositivi, perché se si abbassa la guardia in questa prima fase finisce che fra 20 giorni, quando saremo a totale regime, o fra 10 giorni o fra una settimana, quello che è, finisce che è inevitabile che nessuno avrà più il dispositivo. Si gioca con la morte, perché finché c'è il virus c'è la possibilità di infettarsi e anche di fare infettare qualcuno. Ha scandito le tappe imminenti delle nuove aperture il sottosegretario all'interno, il vicentino Achille Variati, fiducioso che soprattutto in Veneto a partire dal 18 molte serrande torneranno ad alzarsi. Per il Veneto sicuramente ormai stiamo andando verso la tesi che con il 18 saranno aperti non solo i luoghi di commercio, ma anche i bar, ma anche i ristoranti, ma ritengo anche i parrucchieri, ma ritengo anche i servizi alla persona. Il sottosegretario all'interno Achille Variati ha ribadito in diretta Skype con chiarezza ciò che in giornata è stato poi confermato anche dal ministro agli affari regionali Francesco Boccia. Dal 18 maggio aperture differenziate tra le regioni potranno, ha affermato Boccia, riaprire gran parte delle attività economiche, facendo inoltre sapere che da giovedì saranno pubblici i dati dei contagi di ogni regione. Domani intanto il tavolo regioni e governo sulle riaperture. Il monitoraggio fatto dalla Regione Veneto è iniziato su queste richieste del governo e con i parametri del governo il 4 di maggio e finisce sostanzialmente domani. Questo monitoraggio darà il quadro della capacità, diciamo, di reazione sanitaria del Veneto ad una possibile ripresa del virus e l'andamento epidemiologico in Veneto. Penso che i parametri siano buoni. Se così sarà, come pensiamo, a quel punto partono le aperture differenziate. Cosa vuol dire? Che i territori a basso rischio possono aprire prima dei territori a rischio medio, per non parlare dei territori ad alto rischio. Garantire la tutela dei clienti e dei lavoratori, sottolinea Variati, che riprende gli appelli e i rimproveri dei sindaci dei capoluoghi ai cittadini che stanno interpretando con troppa leggerezza le nuove libertà. Hanno ragione i sindaci, anche il sindaco di Vicenza che lei citava, a raccomandare ai cittadini che occorre che mantengano quelle precauzioni, che poi alla fin fine sono due: il distanziamento l'uno dall'altro, la mascherina, i guanti. Sono piccole avvertenze, fastidiose? Sì, fastidiose, ma essenziali, perché il virus circola, c'è ancora gente che muore. Infine un passaggio da sottosegretario all'interno sul ritorno in carcere per boss mafiosi e condannati per terrorismo. Il governo ieri d'urgenza si è riunito, ha approvato un decreto e in realtà nel giro di una quindicina di giorni tutte queste posizioni saranno rivalutate ad una. Il governo è intervenuto correggendo norme antiche. Attenzione, ci sono alcuni in Parlamento che sono lì da decenni che si scandalizzano. Io dico, ma scusa, se sei lì da decenni avresti anche potuto metterle a posto queste vecchie leggi. 93esima adunata degli alpini, lo sfilamento avrebbe dovuto esserci proprio oggi. Avete visto che oggi pomeriggio abbiamo mandato in onda quella dello scorso anno e ovviamente abbiamo voluto parlare con loro, con i nostri alpini che comunque si sentono soddisfatti del grosso lavoro che stanno facendo durante questo periodo di emergenza.
Era in programma per oggi, 10 maggio 2020, ma come tutte le altre manifestazioni, anche la 93esima adunata nazionale degli alpini non vedrà oggi sfilare a Rimini e San Marino le penne nere di tutta Italia. L'epidemia di coronavirus ha visto e vede gli alpini impegnati in tutt'altra emergenza, allestire ospedali da campo, supportare il personale sanitario, la protezione civile. Allo scoppio della pandemia, la decisione di rinviare l'adunata, probabilmente alla metà di ottobre, se le condizioni sanitarie lo consentiranno. L'abbiamo fatto anche per lanciare un messaggio di speranza, un messaggio di fiducia che la pandemia possa passare presto. Evidentemente la cosa poi ha avuto l'evoluzione che tutti purtroppo noi sappiamo, e mi lasci dire qui e mi lasci fare un ricordo di tutti gli oltre 30.000 che sono morti in questa pandemia. Ma tra questi tanti nostri alpini, come diciamo noi, sono andati avanti. Li vogliamo ricordare in questo momento. E gli alpini, come sempre, anche in questo momento di enorme difficoltà, hanno risposto presente. E si stanno ancora impegnando in tutta una serie di interventi, da piccoli a grandi, per cercare di alleviare i sacrifici e le difficoltà che la nostra gente in questo momento subisce. Un senso di appartenenza e di impegno che inorgoglisce anche l'alpino classe 1929 Giancarlo Gentilini. Io ho partecipato alla prima adunata nel 1957 come artigliere da montagna della Brigata Cadore e poi ho partecipato a quasi tutte le adunate. Oggi ho un grande dispiacere. Ma vedete, questo dispiacere è mitigato da un momento di orgoglio, perché 2 mesi fa è iniziata un'altra adunata degli alpini, l'adunata degli alpini che ha dichiarato la guerra santa contro questo nemico subdolo, vigliacco, traditore, che sta mettendo in pericolo addirittura l'esistenza del popolo italiano. Ed ora parliamo delle messe che torneranno ad essere celebrate in presenza dei fedeli. Ne ha parlato il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, proprio oggi, raccomandando però ai fedeli di non disperdere quanto acquisito, quanta consapevolezza e senso di responsabilità acquisita in questi mesi. Le fatiche che dovremo affrontare per tornare anche a celebrare insieme sono le fatiche di una comunità che continua perché non ha mai smesso di essere Chiesa. La prossima, il 17 marzo, sarà l'ultima domenica di divieto di celebrazione delle messe nelle chiese italiane. Nell'omelia in diretta dal Duomo, Monsignor Michele Tomasi accenna al bisogno di non vanificare la lezione che questi lunghi mesi di isolamento, di chiesa domestica, hanno impartito. Senso della collettività, mutuo sostegno. E poi dal 18, un lunedì, il ritorno in comunità, ma con abitudini che dovranno per forza di cose cambiare. Ci è stato affidato un protocollo, anche a noi, questa parola magica ormai, il protocollo, delle regole da seguire per poterci trovare in modo diverso da prima. Non saranno le stesse celebrazioni di prima, almeno in un primo tempo. Ci sarà un numero massimo di persone presenti, le persone dovranno confrontarsi in modi ben determinati. Anche noi dovremmo mettere guanti e mascherine per dare la comunione, giusto per dirne una. È strano, ma è quello che possiamo fare e lo condividiamo. Una ripartenza anche per i fedeli che, secondo il vescovo, non deve però fermarsi alle mere regole, a gesti nuovi. Pensiamola come un fatto di comunità, non è una questione di regole sanitarie. Le regole ci aiutano, ma come lo viviamo dipende dal nostro cuore, dipende dalla nostra fede. I numeri del contagio. Il nostro territorio è tra i meno colpiti dal Covid di tutto l'arco alpino. Ci servono quindi linee guida chiare per poter riaprire l'attività alberghiera e costruire una stagione estiva all'insegna dell'ospitalità in piena sicurezza. È quanto ha affermato oggi il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, con dati confortanti alla mano. Infatti, secondo i numeri del Ministero della Salute, la provincia di Belluno presenta 1.146 soggetti contagiati da Covid-19,
sul totale della popolazione bellunese significa lo 0,56%. Significa, ha continuato Padrin, che siamo il secondo territorio alpino sia per basso numero di contagi sia per scarsa incidenza del virus rispetto alla popolazione totale. Questi dati sono dunque piuttosto significativi e ci lanciano una grande opportunità, come ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. In montagna il rischio di contrarre il virus è troppo basso. La nostra montagna bellunese dimostra dunque con questi numeri di essere anche sicura, credo, ha concluso Padrin, che potremmo addirittura pensare ad una ripartenza anticipata come quella dell'Alto Adige. Vedremo che cosa riusciranno ad ottenere. Allora, dalla montagna adesso al mare, abbiamo sentito oggi il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, che ha detto che tutto sommato, insomma, chi è arrivato a Jesolo si è comportato bene con mascherine e quant'altro, ma soprattutto ha ricordato a tutti che quest'estate le spiagge si potranno vivere soltanto su prenotazione. Quindi abbiamo raggiunto l'accordo che si entra in spiaggia solo su prenotazione per quest'anno, appunto per poter controllare le distanze. Stiamo studiando la tecnologia adatta, ci sono 2 o 3 proposte che la prossima settimana, appena sapremo le distanze, perché non sappiamo ancora se un ombrellone va messo a 5 metri, a 3, a 10, non sappiamo nulla. Quindi per poter capire quante persone possiamo accogliere, e poi noi sicuramente per il 1° giugno apriremo la spiaggia, perché questo abbiamo deciso come sindaci delle coste, sperando che non tanto la regione ma lo Stato, il governo ci venga incontro. Poi avremo bisogno di 10 giorni per informare la gente, tramite TV, radio, social, eccetera. Dovremmo dire alla gente: non venite se non avete la prenotazione. Ovviamente con la collaborazione degli steward che metteremo apposta con la polizia locale, con le altre forze di polizia, con la capitaneria di porto, eccetera, cercheremo di rispondere e di spiegare alla gente e insegnare anche alla gente che per quest'anno dovremo tutti attenersi a questa prenotazione obbligatoria. Jesolo è notoriamente la spiaggia delle famiglie e dei giovani, e quindi non aprire i locali notturni, le discoteche, eccetera, può creare qualche problema, però capiamo che gli eventi, le manifestazioni che attraggono tanta gente ai locali, in cui la movida, il divertimento, l'aggregazione è spontanea, perché ci deve essere, e che probabilmente per questo tipo di attività ci vorrà un po' più tempo, ma speriamo almeno per agosto di poter aprire anche le discoteche. Lutto nella comunità di Cavriè di San Biagio di Callalta per la morte di una giovane donna di appena 38 anni, Mara Biffis. Lavorava come assistente nello studio dentistico del paese. Mara, che non soffriva di precedenti patologie, si è spenta all'ospedale Caffoncello di Treviso per le complicazioni di una polmonite che aveva dato i primi sintomi una ventina di giorni fa. Ai tamponi per il Covid eseguiti 2 volte è sempre risultata negativa. Mara lascia il papà Renato Biffis, la mamma Patrizia Zianioli e il fratello Luca. Il funerale, secondo le regole anticontagio attualmente in vigore, sarà celebrato con un ristretto numero di familiari mercoledì mattina alle 9:45 nella chiesa di Cavriè. Siamo alla crisi economica legata al contagio nei nostri piccoli centri. Questa sera andiamo a Segusino, dove sono molte le famiglie che il comune sta sostenendo economicamente. Quadruplicate più o meno le richieste, 4-5 volte le richieste di nuclei familiari in difficoltà. La crisi da contagio morde a fondo anche nei piccoli centri come a Segusino. E la dimostrazione sono le richieste d'aiuto al sindaco, arrivate a livelli impensabili in questa parte di Riva del Piave, dove tutto sommato l'industria dell'occhiale non ha mai chiuso del tutto. Il nostro tessuto industriale è composto principalmente da industrie legate al mondo dell'occhiale, quindi con un codice Ateco che ha permesso loro di continuare a lavorare. Qualcuno ha chiuso volontariamente, magari le prime settimane, le prime 2, anche per avere il tempo di capire come organizzarsi e come ripartire in sicurezza, però di fatto poi hanno potuto continuare a lavorare. Qualcuno si è anche convertito, quindi ha iniziato una produzione magari di occhiali protettivi appunto destinati alla protezione in ambito non solo sanitario ma anche insomma di protezione civile, così, quindi si è anche ingegnato e reinventato in questo contesto.
E allora da dove emerge questa indigenza che ha colpito tante famiglie di Segusino, tenendo conto che qui la rete familiare è non solo attiva, ma in molti casi la vera ancora di salvezza della povertà assoluta? Ci sono i nuclei familiari che magari vivevano o di espedienti o comunque di lavoro in nero, che purtroppo sono i primi che emergono in queste situazioni. E poi però ci sono anche molte famiglie che magari sono in attesa della cassa integrazione. E sui ritardi dello Stato il sindaco Paolon ha già pronto un piano a sostegno dei piccoli negozi che con queste condizioni rischiano proprio di non riaprire. L'unica è appunto che venga messa a disposizione della liquidità a fondo perduto, questo lo dico, e siamo in attesa di capire se adesso a maggio verrà varata questa manovra, altrimenti saremo costretti a vedere se abbiamo un po' di margine di manovra nel nostro bilancio comunale, perché ripeto, anche se perderne solo uno di questi negozi per strada, per un centro piccolo come il nostro di 1800 abitanti è una grande perdita, sarebbe una grande perdita. Via libera all'ampliamento dell'aeroporto di Treviso, la Commissione ha dato il via libera dopo aver vagliato le osservazioni del Comitato, dunque si potrà partire con i lavori. Abbiamo sentito il Sindaco Conte che dice ora con il Comitato cerchiamo di andare tutti verso la stessa direzione. L'invito che faccio a tutti è quello di deporre l'ascia di guerra e lasciare che la nostra struttura aeroportuale possa procedere per quello sviluppo che non prevede un aumento dei voli, ma prevede un miglioramento dell'impatto nel nostro territorio, quindi una migliore viabilità e anche un minore impatto da un punto di vista ambientale appunto nelle aree circostanti. Ora remare tutti nella stessa direzione. Il sindaco Mario Conte ha accolto con favore il via libera all'ampliamento dell'aeroporto di Treviso, un master plan da 53 milioni di euro, all'indomani del parere favorevole arrivato dalla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale. Parere molto atteso, cui anche il ministro Costa aveva appaltato l'ultima parola in merito alle osservazioni presentate dal Comitato contro l'ampliamento. Qualità dell'aria, inquinamento acustico, sicurezza. La Commissione ha valutato ogni aspetto del progetto che ora tornerà a Roma per l'ultimo via libera definitivo. Un successo che ha però un sapore amaro perché dopo uno stallo di 3 mesi di blocco dovuto alle osservazioni presentate dal Comitato, lo scalo trevigiano, dopo aver vantato numeri eccellenti, ora con la pandemia di coronavirus è orfano di passeggeri. L'auspicio che mi faccia è quello che il turismo torni ad essere una forza trainante economica del nostro territorio e quindi anche la struttura aeroportuale torni ad accogliere quei milioni di turisti che ogni anno venivano a visitare non soltanto la città di Treviso ma tutto il territorio della Marca trevigiana. Il master plan che ottiene il via libera è il risultato di un compromesso importante che ora vedrà il 20% dei decolli verso Treviso, l'80% dei decolli verso Quinto, questo per mitigare l'inquinamento acustico proprio verso Quinto. Nel progetto anche un nuovo radar, il rifacimento della torre di controllo, oltre all'ampliamento dell'area parcheggi e a quello della carreggiata davanti all'ex Marazzato. Save ha accettato anche di portare all'interno dello scalo la fermata del bus, in modo da rendere ancora più sicuro il collegamento aeroporto-città. Andiamo insieme a vedere come si presentava questa mattina il centro storico di Treviso. Molte persone in giro, ma tutto sommato tutte stavano rispettando le norme per la sicurezza. Coppie e famiglie passeggiano numerose per il centro nella prima domenica di ritrovata semilibertà, un afflusso certo più contenuto rispetto ai numeri di sabato, quando si è potuta osservare qualche licenza di troppo nel rispetto di distanziamento e uso della mascherina. In effetti queste sono cose che si succede di vederle a giro, che non hanno neanche accettato un richiamo cortese, visto che mi passavano a fianco. Un richiamo a fare un po' più di attenzione alle regole, come quello lanciato dal sindaco Mario Conte e rivolto in particolar modo alla consumazione del cibo per asporto, che non deve dar luogo ad assembramenti davanti a bar e pasticcerie, anche se poi tra il dire e il fare... Insomma, siamo trevigiani, un caffè, uno spritz, lo cerchiamo. Non fa male a nessuno. Ma dove va consumato? Va consumato, dovrebbe andare consumato a casa, ma chi lo consuma a casa? Per strada. No, il problema è dei bar, i locali che devono mantenere e rispettare le regole che sono state dettate dal governo, cioè non si può bere il caffè, ma non come è successo mi sembra a Treviso, per questo che forse il sindaco si era anche un po' ripreso.
Intanto, vuoi per il richiamo del primo cittadino, vuoi per il timore di dover tornare a chiudersi in casa, il muoversi dei trevigiani sembra essere nel complesso rispettoso delle regole. Sembra abbastanza bene, io onestamente non vedo persone senza mascherine. Anche se è fastidiosa, sono la prima ad ammetterlo, però ci rende più protetti. Forse ci rendiamo conto che se non le rispettiamo torniamo come eravamo prima. Oggi come la vede la situazione? Beh, è la prima volta che vengo a Treviso dopo così tanto tempo e vedo comunque parecchia gente, però tutto bene o male con le mascherine, con i rispettivi riguardi che il sindaco ci ha chiesto di usare. È ottimista? Bisogna. Già, l'ottimismo è fondamentale, anche perché il pianto di tavolini accatastati e serrande chiuse con cartelli speranzosi si fa sempre più rumoroso e se questa vetrina esercizza la paura con un po' di humor nero, la prossima sfida per la fase 2 è capire come parlare con la mascherina senza scoprire il naso. Purtroppo io continuo a scendere perché parlando scende. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità. Lutto nel mondo della ristorazione trevigiana, all'età di 83 anni si è spento Antonio Tonino Palazzi, storico ristoratore, era ricoverato all'ospedale di Vittorio Veneto, originario di Fano. Palazzi era arrivato a Vittorio Veneto nel 1974 per gestire l'Hotel Terme, ristorante del quale ha iniziato la sua partecipazione al gruppo Coco Fungo Coco Radicchio, per poi proseguire al bar Palazzi di Corte delle Rose a Conegliano e a Cison di Valmarino, al ristorante Sansovino di Castelbrando. Onore e merito a un grande maestro dell'accoglienza trevigiana, al ricordo di Confcommercio. Perdiamo un pezzo di storia, un protagonista assoluto dell'immagine della ristorazione veneta e trevigiana. Il suo nome richiama alla mente Coco Fungo, il più vecchio circuito di ristorazione in Italia, ma anche Coco Radicchio. Così Luca Zaia, che dice: la scomparsa di Tonino a pochi giorni da quella di Arturo Filippini ci lascia nuovamente orfani di un gigante della ristorazione veneta. Adesso guardate queste immagini, questo salvataggio straordinario, è un intervento che è avvenuto questa mattina alle 8:30, il soccorso di una signora, siamo in via Piavesella a Treviso, una signora che in casa si è rotta il femore, ma una volta imbarellata le scale sono risultate troppo strette per riuscire a farla scendere dal primo piano e portarla all'esterno e caricare in ambulanza. Quindi il SUEM 118 ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti, come vedete nella fotografia, con l'autoscala per poi affidare la paziente alle cure dei sanitari. Ieri vi abbiamo raccontato del progetto contestato della piazza principale di Valdobbiadene. Dopo i cittadini, nel prossimo servizio la decisa replica del sindaco. Signor Sindaco, lei cosa risponde ai cittadini, a quei cittadini che dicono che questo progetto non va bene? Rispondo che abbiamo discusso e partecipato per 3 anni a queste progettualità, adesso la responsabilità è andare avanti e fare le cose nel miglior modo possibile, come abbiamo sempre dimostrato fino ad oggi. Pratico e diretto il sindaco di Valdobbiadene nei confronti dei cittadini che contestano il progetto della nuova piazza principale. Fergonese non entra nei particolari, limitandosi a ricordare tutto il percorso per arrivare al progetto definitivo. Questo è il risultato di un concorso di progettazione fatto a livello nazionale con il Consiglio Nazionale degli Architetti. Sono stati, mi pare, quasi 900 gli architetti, non solo italiani, che si sono dimostrati interessati. 51 hanno partecipato, 5 finalisti e un vincitore. Tutto seguito da una commissione individuata anche attraverso l'ordine degli architetti. Abbiamo anche ricevuto un riconoscimento nazionale per questo percorso che è partito il 15 maggio del 2017, 3 anni fa. Ecco perché secondo il sindaco il tempo delle discussioni è finito, anche perché in questi 3 anni il dibattito pubblico c'è già stato. Con una partecipazione pubblica molto lunga, più di un anno, che ha coinvolto più di 1000 ragazzi delle scuole, tutti i portatori di interesse attraverso le associazioni di categoria, attraverso incontri pubblici, tutto un materiale che poi è stato messo alla base di un concorso di progettazione. È chiaro che il risultato di un concorso può non essere completamente condiviso, ma tutto quello che abbiamo fatto ha dimostrato sia una grande partecipazione, una raccolta di informazioni molto ampia e un risultato finale garantito da un percorso virtuoso che pochi comuni in Italia hanno fatto.
10 maggio, festa della mamma. Oggi una ricorrenza particolare proprio in un periodo in cui mamme che lavorano devono avere anche la gestione della famiglia in questa fase di emergenza da Covid-19. Noi ne abbiamo parlato con 2 mamme, un sindaco e un assessore di 2 comuni della Marca. Festa della mamma al tempo del coronavirus, 2 mesi di isolamento, scuole ed asili chiusi, lezioni online per i bimbi, smart working per i genitori hanno messo a dura prova le famiglie, specie se la mamma deve dividersi tra casa e municipio. Sono stati 2 mesi duri, a questo punto lo possiamo confessare, perché appunto la gestione sia casalinga sia dei bambini che appunto seguono le lezioni online, quindi si aggiunge anche questa partita. E comunque uno dei miei bimbi frequenta ancora l'asilo, ci sono comunque delle attività con cui le maestre sono rimaste in contatto con i bimbi. In più appunto noi siamo 2 genitori che entrambi hanno sempre lavorato e quindi la turnazione casalinga era mamma-papà. La mamma sindaco in questo caso poteva uscire quando papà delle forze dell'ordine rientrava e viceversa. Una vita complicata tra le mura domestiche e lavoro, quella delle mamme amministratrici. Certo, tra me e mio marito l'impegno è diventato importante, perché per quanto si lavori in smart working, come diceva Rossella, ci si possa organizzare la presenza, in questo caso a Casugana o nel mio ufficio ai servizi sociali, il tempo è davvero un continuum, quindi le telefonate, soprattutto in caso di emergenze, arrivano a qualunque ora e quindi bisogna che tutta la famiglia si adatti un po' a quelli che sono i tempi del lavoro, in questo caso di mamma. E così l'augurio è a tutte le mamme. E un augurio particolare e rassicurante a tutte le neomamme, a quelle che hanno avuto un bimbo fino a ieri, a chi lo avrà oggi e a chi dovrà accingersi a vivere un momento così speciale in un periodo così difficile. Ecco, è un augurio che vuole essere di tranquillità, state per fare la cosa più bella e vi cambierà la vita, quindi un augurio davvero speciale a tutte le neomamme. Rossella Cendron dedica invece questa giornata alla mamma della ragazzina che si era persa qualche giorno fa, Silea, e dopo una notte di angoscia ha potuto riabbracciare la figlia. Per me parlare con lei è stato diventare mamma di nuovo, perché il pensiero appunto di un figlio in pericolo è quello che fa affrontare a noi mamme qualsiasi cosa. Quindi un abbraccio a tutte le mamme per la forza che dimostrano sempre. Allora, dalle mamme ai bambini, con la rubrica Bimbi in TV, vi facciamo vedere questa sera i video di Lorenzo da Villorba, Noel da Cordignano, Alice e Nicolò da Fontane, Sergio e Giovanni di Treviso, Elia da Vedelago. Alla mamma, ho fatto un mazzolino con i fiori del giardino. L'ho fatto stamattina insieme al mio papà. Sono i fiori per la tua festa, cara mamma, eccoli qua. Una rosa perché ti voglio bene, una viola perché sarò obbediente, un papavero non so perché, tu non ti scordare di me, qualche ciclamino perché dimentichi che son birichino. Un girasole, una margherita, perché tu sei il fiore della vita, ti voglio bene. Sono Sergio, lui è Giovanni, questo coronavirus passerà presto, andrà tutto bene, ciao! Io faccio una pozione magica per distruggere il coronavirus! No! Così andiamo a andare! Ciao ciao! Adesso vi facciamo ascoltare una poesia che è arrivata oggi, l'ha scritta Lorenzo Reginato, di appena 8 anni, della Madonna della Salute di Masera, ed è dedicata appunto alla festa della mamma. Via. La mia mamma ultimamente un supereroe si sente. Cucina, impasta, inforna,
torte al cioccolato adorna. Di tutti è sempre a disposizione, dona gentilezza a profusione. Tra compiti e computer lei è davvero super. Il suo sorriso cancella tutta la tristezza. Mi rassicura per ogni incertezza. Nonostante mia marachella, la mia quarantena reso bella. La mia mamma è un portente vero. Io la amo per davvero. Ciao da Lorenzo. Eccoci qua, allora vi ricordo i contatti a cui inviare i video dei vostri ragazzi per la nostra rubrica Bimbi in TV al contatto 351 17 55 340 con dei video in orizzontale gentilmente. Adesso siamo alle previsioni del tempo, ci salutiamo, vi ricordo che dopo l'edizione del telegiornale ancora insieme per l'ultima parte dell'edizione straordinaria. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana segnato dall'arrivo di una forte perturbazione sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 11 maggio. Sul Veneto avremo, vedete, condizioni di tempo spiccatamente instabile con piogge e temporali diffusi un po' su tutte le province della nostra regione e localmente potranno essere anche di forte intensità. In serata però la situazione andrà via via migliorando con fenomeni in via di cessazione. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi tra i 18 e i 23 gradi. Condizioni di maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia con acquazzoni diffusi un po' dappertutto, come ci mostra la nostra grafica, saranno anche forti soprattutto nel pomeriggio e in serata. Temperature minime fino a 14 gradi, massime tra i 17 e i 20 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà instabile ovunque anche qui con piogge frequenti, ma anche in questo caso in serata avremo un miglioramento delle condizioni. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime in calo fino a 20 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.